l'OMS ha scelto proprio il Veneto come esempio da analizzare, studiare e verificare per le sue performance di carattere sanitario, le eccellenze sanitarie che abbiamo e anche il livello giusto, corretto della spesa pubblica per erogare queste prestazioni. Quindi sono qui per approfondire, capire, conoscere, anche far emergere criticità che stanno palesandosi con i tagli che arrivano appunto dal finanziamento del settore sanitario che purtroppo ogni anno il governo ci impone. Quindi è un momento per fare il punto della sanità del Veneto, di confrontarci anche con le altre realtà europee e mondiali, e quello che ci hanno detto sinceramente è comunque stato una valutazione positivissima di quello che la Regione riesce a erogare. Che eroghiamo sicuramente grazie ai nostri dipendenti, agli infermieri, ai paramedici, ai medici, ai dirigenti che fanno funzionare bene questa macchina sanitaria. I 6 direttori delle 6 diverse regioni dell'OMS si riuniscono qui a Venezia proprio per discutere di quelle che sono le priorità dei mesi a venire, degli anni a venire per tutto il mondo a livello di salute pubblica. La Zika è di certo una priorità attuale, attualissima, forse praticamente esplosiva. Viene trasmessa principalmente a causa della zanzara Aedes, come voi immagino sappiate, quindi la prima linea difensiva che possiamo applicare è quella di contenere il rischio di queste zanzare. Proprio qui a Venezia, proprio qui nella regione di Venezia e nel Veneto si è coltivata una grandissima esperienza in tema di queste malattie trasmissibili. Ho enorme fiducia nel governo, nelle autorità locali qui in Veneto, so che sapranno far fronte a questa sfida, sapranno contenerla e controllarla. Ci sono 3.200.000 migranti al momento in Europa, 2 milioni di questi si trovano in Turchia, 1 milione si trovano sparsi in Europa e 200.000 invece sono quelli registrati alla fine del 2015. A novembre c'è stata una conferenza che ha riunito i 53 paesi della regione OMS Europa per discutere proprio come procedere. È stato sancito che ogni migrante venga sottoposto al quadro vaccinale della nazione in cui si trova. In secondo luogo abbiamo abbiamo calcolato che circa tra il 2 e il 5% dei migranti sono affetti da patologie. Quello che è stato anche dichiarato molto fermamente nel corso di questa conferenza è che questi migranti non sono portatori di malattie trasmissibili, non sono responsabili per la trasmissione di malattie esotiche. Si tratta molto spesso magari di malattie che sono state già gestite, già curate e sono gestibili al momento in Europa. Il nostro impegno sul tema dei migranti prosegue e si va avanti con questa azione di coordinamento a livello di salute pubblica. Nel prossimo incontro che avremo con tutti i ministri della salute dei 53 paesi dell'area OMS Europa abbiamo proposto che ci sia un vero e proprio documento, un vero e proprio gruppo di linee guida da seguire.